Ben ritrovati, ciao a tutti amici del calcio e del basket in Friuli Venezia Giulia, questa è Sport Life del lunedì, la nostra finestra spalancata sul mondo del ballone, sul mondo del basket regionale, un mondo che nel weekend ha vissuto il classico intensissimo 2 giorni di grandi sfide, di grandi avvenimenti, di grandi eventi. Sabato, per cominciare proprio con un ordine cronologico, c'è stato in Castello a Udine il galà del basket, Friuli Land of Basketball, era stato soprannominato e nominato questo evento, questa manifestazione che ha portato nella nostra regione in città il meglio del basket non solo nazionale ma addirittura internazionale, con tanti personaggi che hanno affollato il Salone del Parlamento del Castello. Un Parlamento del Castello che ha applaudito anche i videomessaggi che sono arrivati nel corso della manifestazione, sono stati più di 2 ore di immagini, di interventi, di interviste, di aneddoti raccontati dai convenuti in una bellissima festa della pallacanestro che ha commemorato i 40 anni dal terremoto, ha festeggiato i 40 anni, il 40° anniversario della vittoria dello scudetto dell'allora APU Snaidero, scudetto juniores nel 1976, quella squadra allenata da professor Flavio Pressacco, e c'erano in sala tanti dei suoi ex giocatori, e soprattutto ha voluto pensare a quello che sarà il basket nei prossimi 40 anni, quindi Friuli Land of Basketball, non solo per tutto quello che è successo negli ultimi decenni, ma anche per quello che succederà nei prossimi anni, in primis il campionato europeo Under 16 femminile che si svolgerà in città dal 6 al 14 agosto 2016 e il mondiale Under 19 femminile che nel 2017 sarà l'evento principale dell'annata cestistica in regione e non solo, anche in Italia, ma anche addirittura potendo contare su squadre di calibro di Australia, Brasile e Stati Uniti, sarà il massimo evento giovanile femminile nel 2017, chiaramente escluse le competizioni senior. Andiamo con ordine però perché dal galà abbiamo avuto la possibilità di rivedere, di riconoscere tantissimi personaggi che hanno infiammato le folle. Il primo fra tutti, ovviamente, è stato anche il più applaudito, è stato il ragno, the Spider, Charlie Smith, che ha mandato il suo saluto. Ciao Udine, this is Charlie Smith. To the best fans in the world, I had a great time in Udine, one of the best places that I ever played. The fans were great. You guys supported me. You guys supported the team. You guys were the best in my first year there in Udine. We had some great times. My most memorable moment was when we went up to A1. I think that was one of the best games that we had. The fans came out, they played great. And I just want you guys to know that Udine will forever be in my heart. I am so grateful to play for you guys, to play in front of you guys. And I am very, very, very ecstatic that I can talk to you guys. So you have a good time. I just want to let you know I still have memorabilia from Udine. This hat is Charlie's Grupo Decision, so I still have it. And you guys are still with me all the time. I will never forget those moments. Ciao, and have a nice day. Bye bye. Non solo Charlie Smith, ma ritornando indietro nel tempo ai magici anni 80 che videro Udine protagonista di un saliscendi comunque sempre entusiasmante tra Serie A2 e Serie A1, uno dei più grandi americani, anche se lui è olandese di nascita, mai sbarcati alle nostre latitudini, è stato Sven Neter, il cambio di Karim Abdul-Jabbar nei grandi Lakers degli anni 80, che giocò una stagione a Udine in maglia Australian. Eccolo qui, Sven Neter ai giorni nostri. Ciao, this is Sven Nater. Sven Nater, who played in Udine back in the 1980s. Udine was my favorite town. The people were very, very nice to me. And the wine was very good. And the food also, especially the polenta. Giancarlo was a good friend. I hope he's still there. Hello, Giancarlo. Ciao. Ragazzi. And I played with some
some very nice players. Of course, Claudio Luzaconte, who never passed me the basketball, but he liked to shoot a lot. I'm just kidding. Claudio was a good defensive player and a good teammate and a banker. He was very smart. And there was Lorenzo Betterini. Lorenzo was a captain, and I loved playing with him. Achille, David, and Drazen Dalipagic. Drazen Dalipagic was the other foreigner, and he would pass me the ball, but only in practice, not in the games. He liked to shoot too much. And then there was Tiziano, who was a very bright young man and very tall. And Fabrizio, and there were Giuseppe, he was a little skinny guy. He's probably fat now because of the pasta in Udine, and the vino. And Luigi was my backup. Nino Giscuti was the coach, and of course the professor was the coach before that, and Giancarlo was the assistant. But I want to say ciao, Udine, I love you, and I miss you, and someday maybe I'll come back. Ciao. Charlie Smith, Sven Neter, due grandi campioni. Charlie è rimasto 2 stagioni qui all'ombra del castello, Sven Neter una sola, uno che però è rimasto addirittura 3 anni ed è uno dei più longevi per quanto riguarda la permanenza qui in Friuli. È stato Hank McDowell, fine anni 80, maglia Fantoni Udine. Eccolo, Hank McDowell ci ha salutato così. Hello, Udine. From Memphis, Tennessee, this is Hank and Carol McDowell. And as you can see, we still have our Fantoni gear, and we love it. We wear it all the time. Just wanted to say hello. I miss all of my friends and former teammates, and especially Enzo Cainero and Paluti's Pub, by the way, which was my favorite place there. Love y'all. Would love to get back. Ciao. Ciao. Per arrivare ai giorni nostri, il saluto è arrivato direttamente da Pistoia con Michele Antonutti impegnato nei playoff di Serie A. Il Cigno di Colloredo non ha voluto mancare chiaramente a questa sequela di grandi campioni, di grandi personaggi che hanno salutato il mondo del basket friulano. Michele Antonutti. Ciao a tutti, sono Michele Antonutti, un saluto a tutti i cestisti friulani. Non posso essere presente alla manifestazione perché sono impegnato nei playoff, ma sarò lì molto vicino con il cuore. Credo che il basket friulano in questi 10 anni avrà un grande futuro. La Serie A ha un numero molto alto di friulani e quindi dobbiamo continuare a lavorare così. Un saluto a tutti e ci vedremo presto. E tra i grandi personaggi del basket friulano si può annoverare anche colui che credo sia proprio uno dei friulani più insigni, non solo degli ultimi tempi, ma direi in assoluto, in odore di premio Nobel, il direttore dello Houston Research Institute, Mauro Ferrari. Ha iniziato la sua carriera di sportivo giocando a pallacanestro, allenando la pallacanestro, fondando l'allora Libertas Paderno, uno dei precursori della medicina sportiva ad altissimo livello. Adesso segue niente po' di meno che gli Houston Rockets della NBA più tutte le squadre professionistiche di Houston, però il suo cuore è sempre a Udine, da dove è partito, e ha voluto ricordare i suoi inizi e non solo, anche la sua filosofia di vita, sempre legata allo sport e sempre legata alla pallacanestro. Meritiamo di sentire tutto l'intervento del professore Ferrari, che è stato anche gentilissimo, addirittura si è messo in posa, e sentite che chicca ci ha regalato. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non so che ora sia lì a Udine. Sono Mauro Ferrari e sono contentissimo di avere l'occasione per unirmi a voi in questa celebrazione, anzi per celebrare voi, i grandi eroi del basket friulano, del basket nazionale, in particolare del basket femminile, e in particolare per portare i miei rispetti a Flavio Pressacco, un grande maestro, un grande accademico, non solo sul parquet, ma certamente anche nell'ambito accademico universitario, e al presidente Petrucci, che non ho mai incontrato di persona, ma del quale naturalmente conosco bene le gesta. È per me una gioia indescrivibile essere con voi e sapere che verrà tenuto a Udine, in Friuli, il campionato europeo femminile Under 16. In realtà continuo a seguire il basket e mi congratulo con la squadra di Udine che sta per venire promossa nella Serie A2. Mi permetto, raccontando un istante la mia storia, di ricordare con commozione il fatto che lo Sporting Udine, la versione precedente se vogliamo,
era nata inglobando la Libertas Paderno, di cui ero stato fondatore in anni che non voglio neanche ricordare, tanti anni fa che sono, cos'era? Sarà stato il 1980, e che quindi in qualche modo è una piccola parte, anche se poi i successi sono venuti dopo di me naturalmente, una piccola parte nella crescita del basket in Friuli. Spero di poterla aver fatta, anche se certamente niente a livello paragonabile di quanto avete fatto voi tutti lì. E io naturalmente sono qui negli Stati Uniti ormai da 35 anni, pallacanestro la guardo in televisione, ogni tanto gioco con i miei studenti o con i miei colleghi, però ho modo di restare in contatto e di poter ammirare i successi che vengono dai parquet friulani in tanti modi, e di seguire anche un po' cosa capita nella pallacanestro qua negli Stati Uniti. Qui a Houston ci sono squadre di basket, conoscete i Rockets naturalmente. Non era tanto tempo fa che ho avuto occasione di passare un po' di tempo con Rudy Tomjanovic, l'allenatore dei 2 scudetti, dei 2 anelli di Houston negli anni '80, che qui noi seguiamo come ospedale, siamo l'ospedale metodista, qua noi sono presidente e amministratore delegato di questo sistema ospedaliero per quanto riguarda la parte di ricerca, la parte accademica, e ho avuto occasione di noi seguiamo le squadre sportive professionistiche qui di Houston, per esempio i Texans che giocano a football, o per esempio gli Astros. Quindi è un gran piacere poter restare in contatto con il mondo dello sport. Rudy Tomjanovic è un grande eroe di allora, ma devo dire che nel tempo ho avuto il piacere di essere in contatto con tanti sportivi che mi hanno insegnato moltissime cose, con tanti sportivi in particolare nel basket. Mi ricordo quando il mitico Gigi Colosetti, che è il mio primo allenatore, che spero sia lì tra di voi, un amico tra i tanti amici italiani e tanti amici friulani, ma in particolare chiaramente un amico al quale ho un grande debito di riconoscenza, perché è stato quello che mi ha puntato la strada per venire negli Stati Uniti tanti anni fa. E mi ricordo quando con Gigi sfogliavamo le riviste che arrivavano una volta all'anno, le riviste che raccontavano della pallacanestro americana, e leggevo questi nomi mitici, e mai mi sarei immaginato poi di avere la possibilità di incontrare o di passare del tempo, addirittura di lavorare con gente come Hakeem Olajuwon, ma ai tempi di allora parlavamo di Hondo Havlicek, parlavamo naturalmente di Bill Bradley, che era passato per l'Italia per poi naturalmente venendo dall'Università di Princeton per poi diventare un politico di primissimo livello negli Stati Uniti, un candidato addirittura alla presidenza degli Stati Uniti, un esempio di come lo sport e in particolare il basket sia stato guida in tanti altri modi per la comunità, un esempio che vediamo ripetuto molte volte. Quando ero a Berkeley, professore di ingegneria meccanica a Berkeley, uno dei miei studenti era Kevin Johnson, il point guard, no? Che poi è diventato anche lui non solo uno straordinario giocatore nell'NBA, ma anche una persona di riferimento per la comunità, il sindaco di Sacramento e tante altre belle cose importanti che sta facendo. Quindi l'importanza dello sport, tutti la sappiamo come valore naturalmente di insegnamento di vita, le qualità che si imparano nello sport, le caratteristiche di resistenza, di senso di squadra, di sacrificio, no? Di capacità di ottenere da se stessi il meglio possibile attraverso il duro lavoro, la capacità di superare le difficoltà. Tutte queste sono dote caratteriali che si imparano e secondo me sono grandi lezioni di vita, ma è bene vedere come queste lezioni di vita in tanti sportivi poi in realtà vengano tradotte con grande successo in tante aree della vita. La mia esperienza, io ero uno sportivo scarsissimo, chi si ricorda del mio basket si ricorda che ero veramente una creatura patetica e un insulto allo sport friulano. Ho giocato da tante parti in Friuli, ma temo che nessuno mi aveva tenuto mai per più di un anno, e credo che il ricordo che vuol dire qualcosa, no? Credo che i ricordi peggiori di me li abbiano quelli che facevano gli arbitri allora, con i quali non avevo un rapporto magnifico, e ne chiedo perdono oggi, tanti anni dopo, ma neanche i miei allenatori, che probabilmente mi hanno trovato inallenabile, un pochino una testa calda.
che dobbiamo fare? Questa è la storia, è inutile, non si può riscrivere, ma certamente sono stati anni molto belli dei quali mi porto un ricordo grandissimo. Ho trovato che le lezioni imparate nello sport, anche se magari ci ho messo un po' di tempo a capirle, sono dovuto stare un po' separato dal mondo dello sport per capirle veramente, alla fine sono state profondamente formative delle cose che faccio e del mio mestiere e del senso di servizio nei riguardi della comunità che mi porto nel modo in cui faccio il mio mestiere. Una sola piccola storia racconterei. Di recente ho avuto occasione di parlare a un gruppo di giocatori dell'NBA, mi hanno chiesto di fare una di queste, come le chiamano, inspirational talks, no? Per un gruppo di giocatori e allenatori dell'NBA, e cercavo di ricordare, cercavo un angolo per raccontargli un po' una storia e pensavo, forse non è che gli posso raccontare la mia esperienza, seppure bellissima, di quando giocavo collaboratore allora, forse posso raccontargli di quando giocavo e allenavo a Tolmezzo, forse gli posso raccontare di quando giocavo all'Aipacco o per la Casa del Radiatore, per la Quiriniana, dove ho giocato anche a Martignacco. Ho avuto un gran bell'anno a Firenze, a San Giovanni Valdarno, lì si è campione d'Italia. Si era. Comunque rispetto a questi dell'NBA non era molto da raccontare, no? E allora ho pensato che forse potevo dirglielo in un modo un istantino diverso, e ho detto, se volete avere idea di come sia la ricerca contro il cancro, dico, pensate all'esperienza vostra nel basket, no? Ma ci sono delle differenze tra una partita di basket e un programma di ricerca oncologica, no? Diciamo, nella ricerca contro il cancro è un po' come giocare una partita di basket dove si è sempre 20-30 punti sotto, praticamente per tutta la partita, il che non vuol dire che si perda necessariamente, è possibile certamente vincere, ma quelli che non hanno, diciamo, la resilienza psicologica, no? O la fortitudine, se vogliamo, o la follia, o l'ostinazione, no? La cocciutaggine per non mollare, quelli tipicamente non arrivano mai a giocarsi i punti che contano. La seconda grande differenza è che non solo dura sempre sotto 20-30 punti praticamente per tutta la partita, ma ogni partita non dura 48 minuti come nell'NBA, ogni partita dura 20, 25, 30 anni. Io sto portando in clinica adesso cose che ho inventato quando stavo a Berkeley più di 20 anni fa, 20-25 anni fa. Ci sono voluti 25 anni di lavoro, una quantità enorme di sconfitte, quasi sempre 20-30 punti sotto, ma alla fine adesso stiamo portando cose in clinica che possono risolvere dei mali per i quali attualmente non ci sono cure, per esempio le metastasi polmonari da tumori primari di origine mammaria, che abbiamo appena dimostrato su pubblicazioni importanti. Quindi la partita dura 20, 25, 30 anni, si è 20-30 punti sotto e c'è una sola partita che si può giocare nella vita. Ogni vita è una partita perché non c'è modo per ricaricare e ripartire, purtroppo gli anni sono gli anni per tutti. Quindi queste sono un pochino le differenze, però devo dire che le caratteristiche fondamentali, no? Le caratteristiche fondamentali sono quelle che si imparano giocando l'uno per l'altro, giocando con l'obiettivo, no? di migliorare ognuno intorno a se stesso. Tante volte mi chiedono chi è il tuo scienziato di riferimento e io dico a me piacerebbe fare il mio mestiere come Magic Johnson faceva il suo, che rendeva tutti i giocatori intorno a sé migliori, ma quando c'era bisogno di buttarla dentro perché mancavano 3 secondi si era un punto sotto, non si esimeva mai dalle proprie responsabilità. Quelli sono i modelli di leadership. Quindi di quei valori che si imparano veramente sono nello sport, in particolare nel basket, sono veramente valori che restano per tutta la vita e si trasmettono, sono contagiosi e portano veramente una ventata positiva a tutte le persone intorno e alla comunità in generale. E tante volte si possono tradurre anche nel trovare soluzioni nuove a problemi che apparentemente col cancro hanno poco a che fare, col basket hanno poco a che fare come il cancro, ma la connessione sta nel senso di servizio che si impara sul parquet, servizio ai propri compagni di squadra che in tanti mestieri
sono la comunità intera. Con questo vi saluto, vi ringrazio per la pazienza, per chi mi ha ascoltato per tutti questi lunghi minuti e spero di poter essere con voi in Friuli e speriamo di fare bene in questi europei Under 16. Tanti saluti e arrivederci. E adesso ho messo la giacca per un momento di sobrietà. Voglio cogliere questa occasione per dedicare almeno il mio saluto alla memoria di due che sono stati chiaramente grande parte del basket friulano, cari amici, persone di riferimento e che purtroppo non ci sono più. Malagoli è sempre stato per me un'ispirazione di genio e sregolatezza, come si sa. E genio sregolato era anche Giulio Melilla, che ci ha lasciato da poco tempo. Io vorrei dedicare a loro il mio saluto, in particolare in questa circostanza, ricordando il fatto che se è vero nel basket che qualche volta il genio è accompagnato all'esuberanza, è accompagnata a questa vitalità sregolata, questo è certamente vero nella scienza, certamente vero, visto capitare tante volte, al punto che mi viene da pensare che forse non è possibile separare le due cose. E con un carissimo e affettuoso ricordo vi saluto di nuovo nella memoria di Malagoli di Melilla. Arrivederci. E quindi un galà a cui non ha potuto mancare il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, che assieme al vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia Bolzonello e ai tanti personaggi che hanno affollato il salone del Parlamento del Castello, Dan Peterson per dirne uno, Oscar Eleni, uno dei più grandi giornalisti del basket italiano, c'era Tony Cappellari, il manager dell'Olimpia Milano che ha vinto tutto dagli anni 70 agli anni 80, c'era Mikovic Nakic, uno dei più grandi giocatori croati di tutti i tempi che è arrivato a giocare in maglia Fantoni, c'era, ma ne posso citare tantissimi, ovviamente Lorenzo Bettarini, c'era Alberto Martellossi che ha ricordato gli anni 90, ci ha mandato i suoi saluti coach Matteo Boniciolli, anzi facciamo così, sentiamo coach Matteo Boniciolli e poi torniamo qui in studio. Se dopo 20 anni di basket sono ancora qui a lottare per cercare di riportare in alto i colori della Fortitudo di Bologna, molto lo devo a Eddie Snydero, che tanti anni fa mi diede l'occasione da giovane allenatore esordiente di lavorare per una grande azienda come quella messa in piedi da lui e da suo padre, per una grande città e per una regione alla quale sono molto attaccato. Quindi vi mando i miei saluti a tutti gli amici che sono in sala per festeggiare una regione e una realtà importante della pallacanestro italiana, Force Friul e Mandi. Ciao! Grandi personaggi, grandi giocatori, ovviamente uno dei più grandi giocatori mai usciti da Udine in tutta la storia cestistica friulana è Giacomo Galanda, attualmente è il general manager di Pistoia in Serie 1, anche lui impegnato nei playoff con Michele Antonutti in squadra, anche lui ovviamente non poteva tornare a Udine in questi serrati periodi di playoff, però ci ha regalato il suo video saluto. Buongiorno a tutti amici friulani e non friulani. Friuli, Land of Basketball, quale titolo migliore per effettivamente dare un'idea di quella che è la nostra terra, di quello che è la terra che ci ha dato i natali, ma ci ha anche fatto innamorare di pallacanestro, di pallacanestro giocata nelle palestre, nei campetti, fin da piccoli, fino ad arrivare in nazionale per chi è stato fortunato come me. Quindi la pallacanestro friulana nei prossimi decenni quale sarà? Io non ve lo posso dire, però so che ci sono tantissimi appassionati, tantissima voglia di giocare in Friuli e sono sicuro che i friulani, i furlans, onest lavorador, saranno sempre comunque una luce nella notte o comunque un faro per la pallacanestro italiana, sia nei momenti difficili che nei momenti di grande gioia. Quindi in bocca al lupo a friulani, ma soprattutto alla nazionale che avrà bisogno dei nostri talenti anche in futuro. Un saluto a tutti ancora. Ciao! E con i saluti di Giacomo Galanda direi che possiamo terminare qui la prima parte di Sport Life e dopo un piccolo break ci risentiamo per proseguire a parlare di tanta pallacanestro, ma c'è anche il calcio dilettante.
Seconda parte di Sport Life, abbiamo iniziato parlando di pallacanestro perché sabato c'è stato in castello a Udine il galà del basket, Friuli Land of Basketball. Proseguiamo a parlare di pallacanestro perché c'è tantissima carne al fuoco, soprattutto perché la GSA ha vinto la gara 1 delle semifinali dei playoff di Serie B, battendo, anzi surclassando la Urania Milano, una GSA subito molto convincente, già un ventello rifilato agli avversari. In gara 2 si gioca domani sera, martedì. Gli udinesi hanno la possibilità di mettere assolutamente in discesa questa serie, posto che nell'altra semifinale la Comarch Bergamo ha fatto l'impresa, ma neanche tanto, perché secondo me Bergamo è una squadra attrezzatissima. Andando a vincere in gara 1 a Orzinuovi, i risultati dicono che Udine è avanti 1-0, Bergamo è avanti 1-0, vedremo già nella gara 2 di martedì e nella gara 3 che si giocherà venerdì alle ore 21 per quanto riguarda la GSA a Milano. Vedremo come evolve la situazione. Intanto, al termine della partita tra GSA e Urania Milano, abbiamo avvicinato ovviamente i protagonisti. Cristian Di Giulio Maria, allora il primo punto nella serie di semifinale è andato, mancano 6 vittorie per raggiungere il sogno chiamato a 2, però la semifinale è ancora lunga, no? Bisogna vincere ancora 2 per battere Milano. Infatti questo è solo il primo passo importante sicuramente. Nei playoff bisogna essere bravi a metterla subito via, cioè capire cosa ha funzionato di gara 1 e non pensare che sia facile, ma lavorare subito, sistemare quelle piccole cosette che oggi non sono venute benissimo, tenendo conto di quello che abbiamo fatto molto bene. Noi vogliamo anche chiudere 3-0, credo che sia chiara la cosa, come vuole provare a chiudere 3-0 Orzinuovi. O Bergamo che stasera ha vinto. O Bergamo che stasera ha vinto, io non lo sapevo, però logicamente chi ha il fattore campo prova a chiuderla 3-0 sempre, proprio perché comunque è un campionato strano che bisogna vincere 3 volte, quindi è normale che prima chiudi, prima ti riposi e parti concentrato per la nuova serie. Come stai? Questa è un'altra domanda? No, la botta alla schiena è più grave del previsto, sto in campo, ci voglio stare, mo vediamo domattina come sto, però l'importante, ripeto, è far parte del gruppo in questo momento e portare 2 minuti, 10, 15, 20, quello che ognuno di noi può. Martedì però sarai nei 10. Sì, martedì credo di sì, sicuramente. Da parte mia c'è la volontà, però sai, la botta della schiena a volte ti svegli la mattina che realmente fai fatica a camminare, da vedere sempre il giorno dopo. Grazie Chris. Grazie a voi. Presidente Pedone, allora 1-0, martedì si torna in campo, tu l'hai detto anche alla vigilia, no? Bisogna vincere le prime 2 in casa per poi dopo andare a chiudere subito contro Milano. Vedendo questa più GSA, il 3-0 sembra vicino, ma è una serie lunga però. Dispiace che appunto la serie sia lunga, per cui uno potrebbe anche montarsi la testa, ed è l'unica cosa che non dobbiamo fare. Abbiamo vinto bene, abbiamo vinto con autorità, ma a parte la vittoria che può far ben presagire, la cosa più che mi ha colpito è che tutti i giocatori erano in modalità playoff, tutti, oggi nessuno escluso, tutti erano con la giusta mentalità, col giusto piglio, col giusto passo, dopodiché alcuni particolarmente, però non li voglio citare questa volta, francamente si sono tutti switchati in modalità playoff e così sarà difficile per chiunque batterci. Dopodomani è già in agenda gara 2, Udine non deve cambiare nulla rispetto a quanto ha prodotto in gara 1, Milano sicuramente inventerà qualcosa. Secondo te che cosa bisogna aspettarsi? Io credo che Milano giocherà più mani addosso perché hanno meno chilogrammi in campo e quindi questo gap si vedeva da un punto di vista proprio di peso e di muscolarità. Bisogna capire il metro arbitrale quale sarà. Oggi era, non lo voglio dire, dai, abbiamo vinto, era un metro che secondo me ci ha molto rallentati, non ha consentito la nostra abituale difesa in quanto ci siamo trovati subito con buona parte dei giocatori più importanti caricati di falli. Però siccome non abbiamo, ho sbagliato a dire più importanti, siccome non abbiamo un giocatore più importante di un altro, alla fine siamo riusciti ad armonizzare la cosa. Ad essere lineari, no? Esatto, però sinceramente dipenderà molto dal metro arbitrale che adatteranno martedì, perché a seconda di come si comporteranno cambierà, io credo, anche l'approccio di Milano, che non può che essere più muscolare per tentare di metterci un po' più in difficoltà. Però loro alla fine, ho visto, hanno quei 3 giochi e una volta che quei 3 giochi non entrano vanno in crisi di astinenza. Giocano troppo su Paleari, questa è la mia idea.
Ti aspetti Benedetti più pieno? Se mai ce ne fosse bisogno. Guarda, esatto, se mai ce ne fosse bisogno. Io francamente oggi c'era moltissima gente, soprattutto in concomitanza con l'addio di Totò al calcio oggi, la festa che ha organizzato l'Udinese e 20.000 spettatori che sono di là al palazzetto. Io credo che non si possa che fare meglio da quando l'Udinese ci lascerà completamente la prima linea a noi, però purtroppo ricordo sempre a tutti che il palazzetto tiene questo. Potremmo mettere 20-30 persone in più rispetto a oggi, 50, non di più, perché la questura è stata molto chiara e quindi lavoreremo ancora una volta sulle prevendite, quindi io mi raccomando a tutti, chi vuole godersi questo spettacolo stupendo venga un po' prima o compri in prevendita. Grazie Press. Grazie a tutti e forza Udine. Coach Lardo, allora 1-0 nella serie, una serie comunque lunga. Secondo noi Udine non deve cambiare nulla in vista di gara 2 rispetto alla prima. Tu direi esattamente il contrario. Secondo noi Udine ha giocato molto bene stasera. È chiaro che abbiamo giocato bene, abbiamo rispettato il piano partita, cioè quello di giocare intensi e cercare di limitare i loro giocatori più importanti, ma soprattutto di utilizzare i 10 giocatori ruotandoli credo bene per far sì che l'intensità non scendesse mai. Loro hanno iniziato forte, ma poi effettivamente noi tutti e 10 hanno risposto molto bene. È chiaro che giocando con quell'intensità lì e 10 giocatori le cose sicuramente si sono messe a posto. È chiaro che la prima partita solamente, loro è una squadra esperta, l'abbiamo vista, cioè non possiamo adesso pensare che le robe siano semplici, dobbiamo anche recuperare anche noi, per visto che comunque qualche problemino fisico l'abbiamo anche noi. Nel terzo quarto, quando Udine è salita più 25, sembrava che la partita fosse finita. È stato questo il motivo per cui la più GSA ha un po' tirato il freno a mano e ha permesso a Milano di arrivare a meno 12? Sì, come sempre, voglio dire, sai, se continuavamo a giocare in quel modo andavamo a più 50 invece che più a 25. Ci sono gli avversari che, come abbiamo detto, molto rispetto per loro e che li temiamo molto, perché è una squadra che è arrivata quarta, ci ha messo molto in difficoltà durante l'anno. Perciò appena abbiamo mollato un attimo loro hanno ripreso un po' fiato, perciò questo forse è buono per far sì che non possiamo mollare veramente di una virgola con loro, ma in effetti c'è stato un momento effettivamente dove noi, soprattutto non so, i primi 5 minuti del terzo quarto, dove effettivamente abbiamo espresso oltre a una buona pallacanestro ma una difesa veramente come piace a me, dove loro non vedevano mai il canestro. Hai potuto adottare il turnover per la prima volta? Sì, dispiace per Marchetti perché comunque stava riprendendosi dopo un periodo un po' difficile. Abbiamo pensato che per come sono loro fisicamente questa fosse una scelta dove noi in difesa magari con giocatori quasi della stessa taglia, parlo delle guardie, potessimo anche attuare dei cambi difensivi. Questo sicuramente ha pagato, perciò è stata questa la scelta più che altro di natura tecnica e tattica. Ecco, credo che Gianluca lo sa, ci verrà utile sicuramente nel corso della serie, ma questa è stata la scelta. Un bellissimo parallelo che vede basket maschile e basket femminile abbracciati verso un obiettivo comune, un parallelo che ci riporta con la mente al 1999-2000, anno in cui l'allora Snaidero vinse il campionato di Serie 2 per poi proiettarsi in Serie 1 con coach Matteo Boniciolli in panchina, e l'allora Trudi Udine vinse con Stefano De Profetissi il campionato di Serie B per poi iniziare il quindicennio in Serie A2 con lo Sporting Club. Dicevamo, GSA impegnata nella corsa promozione, ma anche la Delser Basket School è impegnata nella corsa promozione e sabato sera al Palasport Benedetti, un po' soffrendo, ha battuto le Basket Stars Milano di Patrizia De Gianni nella gara 1 della finale che vale il salto di categoria. Al termine dell'incontro abbiamo sentito i protagonisti. La Delser Libertas Basket School Udine si congeda dal suo pubblico con una vittoria, ma una vittoria che dà ovviamente la continuità all'altra partita tra 7 giorni, domenica prossima. 2 punticini. È sempre meglio averli che non averli. Sicuramente, anche perché in casa vincere di 2 punti comunque è bello, dai. Diciamo che si poteva vincere forse qualcosa in più. Io in primis oggi non ho giocato una gran partita, quindi... Un po' calata forse nell'ultimo quarto. Forse un po' di stanchezza. Però sono fiduciosa, nel senso che ho visto che abbiamo delle possibilità molto concrete. E quindi sabato prossimo vorrei vincere. Vincere e vorrebbe dire appunto andare in Serie
a 2. Senti, loro vi hanno messo un attimo in difficoltà con una zona un po' mista, un po' una zona uomo mista, quello, no? Ma diciamo che oggi eravamo un po' in confusione in campo, non eravamo molto nitide, quindi anche per quello io spero che la settimana prossima sia una partita diversa da parte nostra. Deve essere così per dare soddisfazione a questo pubblico e anche a voi stessi, insomma, di una promozione di cui state lavorando da diverso tempo. Sì, ci dobbiamo riprendere la nostra Serie A in primis e poi abbiamo avuto veramente tantissimo pubblico oggi, è un'emozione grandissima giocare con tutto il palazzetto pieno, era anni probabilmente che il palazzetto non era così pieno, quindi c'è un bel seguito e dobbiamo portarla per forza a casa. Sulla parte opposta a Milano c'è la Patrizia De Gianni, insomma, che ha dato il filo da torcere, insomma, a queste nostre ragazze. Ci siete anche voi, volevate dire questo, insomma, che non siete solo qui per fare una passeggiata, insomma, una trasferta. Ma assolutamente, in realtà non pensavamo magari neanche di arrivare così a buon punto, quindi con tutto quello che si raccoglie è benvenuto. Siamo partite forse anche un po' sottotono, poi nel finale abbiamo fatto vedere realmente chi siamo, una squadra che corre tanto, in difesa forse abbiamo anche sbagliato un po' all'inizio concedendo tanti rimbalzi d'attacco a loro. Poi vabbè, io le conoscevo un po' a memoria, quindi magari qualcosa me lo aspettavo, ho provato anche a raccontare alle mie compagne cosa poteva succedere. Comunque siamo contentissimi, 2 punti non sono niente. No, in effetti non sono nulla né per una parte né dall'altra, ma c'è la volontà appunto di Milano di andare in serie superiore? Boh, ripeto, non era proprio un obiettivo dichiarato della società, però appunto ovviamente se arriva ci siamo arrivate fin qua, ovviamente sarebbe bruttissimo non provarci neanche, quindi come abbiamo fatto vedere questa sera ripartiamo da questo -2 che per noi appunto non vale niente. Giocare qua cosa hai pensato? Beh, ero contentissima di rivedere tantissime persone, soprattutto appunto di vedere in quante poi sono venute a salutarmi, a farmi i complimenti, il saluto del pubblico e tutto è stato molto emozionante. Poi vabbè, giocare davanti a mamma e papà qua a casa è un po' diverso. È un primo passettino stato fatto, coach Medeiros, 47-45, non so, loro hanno segnato poco, siete riusciti a farle segnare poco, però avete segnato poco anche voi in effetti. Sì, lo scopo fondamentale nostro era di far segnare poco loro. Diciamo che forse potevamo prendere, non so, 3 punti in meno, quindi sì, qualcosa di meno. Il problema è che in attacco oggi veramente io penso che sia il minimo stagionale e di molto anche. Per cui sì, diciamo era il primo tempo questo perché chiaramente abbiamo visto che possiamo benissimo giocarcela. Però contavo effettivamente qualcosa di più. Vi hanno messo in crisi un attimo, vi ha messo in crisi un po' nel terzo e quarto quadro, soprattutto una difesa che è stata un po' più così avvolgente, una difesa a zona che non ha permesso le penetrazioni eccetera rispetto al primo e secondo quarto, no? Direi che abbiamo tirato spesso abbastanza libere anche da vicino. Anche da sotto canestro abbiamo tirato tiri liberi. Per cui chiaramente bisogna far canestro. Chiaramente questo non vuol dire che siamo stati fluidi in attacco, però sicuramente avevamo tiri che potevamo fare qualche canestro in più. Cosa lavorerai in settimana per arrivare a Milano appunto all'appuntamento importante per la stagione? Perché è l'ultimo appuntamento per decretare la promozione. Sicuramente lavoreremo ancora in difesa per cercare di limare ancora quel po' che si può limare e chiaramente mettere un po' in attacco un po' più di continuità e di movimento. Il fatto che loro sono un pochettino più lunghette di voi vi ha creato un pochettino di problemi? Diciamo qualche rimbalzo offensivo di troppo forse? Sì, sicuramente qualche rimbalzo offensivo di troppo, però se dopo alla fine vediamo che fondamentalmente abbiamo tirato male in attacco, non credo che... lì bisogna chiaramente lavorare e insistere, però sicuramente oggi il nostro problema è stato l'attacco. Quindi si lavorerà su questo. Allora per coach Medeiros grazie, lavorate bene per la settimana perché Udine forse si merita questa promozione. Udine si merita sicuramente questa promozione e sicuramente si merita la società. Playoff time anche in Serie C Silver di pallacanestro, posto che in Serie C Gold la ditta Gorizia si è guadagnata
la semifinale contro la Racker San Vendemiano e la Fluid System 80% ha sconfitto la Jadran Trieste nel derby regionale, quindi sarà Tarcento contro Caorle e Gorizia contro San Vendemiano, la doppia semifinale che vale l'accesso alla finalissima di Serie C Gold. In Serie C Silver, dicevamo, la UBC Latte Carso ha eliminato la Trevisan Latisana, un UBC Latte Carso che ha sfruttato il fattore campo andando a vincere contro i Bassaioli di coach Vanni Zanon. Franco Terenzani per noi ha raccolto le impressioni a fine partita. Noi eravamo già calati come testa e come fisico già nella seconda in casa che abbiamo giocato, perché noi se vincevamo quella, io dicevo, se vincevamo quella in casa noi passiamo il turno, altrimenti se veniamo alla bella noi siamo al 99% del caso sconfitti, perché loro hanno una panchina più lunga, prima cosa, sono più freschi di noi, sono una squadra che si allena sempre in 10, noi siamo la bellezza di 3 mesi che ci alleniamo 4 contro 4, 3 contro 3. Quindi non si va da nessuna parte e soprattutto non siamo nemmeno pronti per tenere 40 minuti a questa intensità qua. Loro hanno grande intensità, dopo il primo periodo hanno così aumentato il modo di difendere e poi si sono trovati anche con buone percentuali, non c'è che dire. Si sono trovati con buone percentuali, ma si sono trovati anche e soprattutto con noi, che io ho detto, noi dobbiamo addormentare il gioco, non possiamo arrivare in attacco e al primo passaggio tirare da 3. Perché loro corrono e noi non riusciamo a ottenere il ritmo così alto. E invece nel terzo quarto abbiamo cominciato a tirare sul primo passaggio in parecchie azioni, non sempre, ma in parecchie azioni, e abbiamo dato loro la possibilità di creare il break. Quindi onore al merito quindi all'UBC Latte Carso e per voi si tratta insomma di chiudere comunque un'annata. Noi abbiamo chiuso un'annata buona perché nel sistema che ci siamo allenati abbiamo fatto una buonissima annata. Oltretutto stasera avevamo anche Mattia Galli che non stava al massimo perché già nella prima partita si era preso una botta al quadricipite, un Lopez, e quindi aveva dei dolori, ma comunque al di là di questo loro sono 5 che giocano di squadra, noi non abbiamo intensità di squadra perché non ci alleniamo di squadra, la pallacanestro è fatta di 5 contro 5 anche in allenamento. Senti, secondo te, andiamo avanti, parliamo degli altri, chi vincerà questo campionato di Serie C Silver? Ma io penso che una delle favorite sia San Daniele che è la più cinica forse, assieme al Breg. Breg bisogna vedere, se vogliono andare su c'ha il vantaggio del fattore campo e quindi anche se San Daniele ha già vinto là, non so come potrebbe andare a finire un'altra partita. Poi bisogna vedere com'è Ellero anche, perché bisogna vedere anche Ellero. San Daniele comunque l'avrà già dura qua con l'UBC, perché l'UBC insomma può dargli rogne. Anche, è difficile giocarci contro però, sì, anche, vero? Anche San Daniele, sai, c'ha intensità, c'ha giocatori d'esperienza e c'ha giocatori da playoff soprattutto. Sì, mi pare che la partita insomma l'avete gestita senza preoccupazioni all'inizio quando eravate un punto solo in 6-7 minuti e poi dopo da lì siete partiti, insomma, che cosa è successo? Abbiamo un attimo alzato l'intensità in difesa, anche perché siamo tanti, quindi non abbiamo problemi di falli o di gestione della stanchezza e quindi alla lunga, come quasi tutto l'anno, abbiamo vinto noi più che altro perché abbiamo tanti cambi. Panchina molto più lunga, che è quello che diceva appunto Zanon, loro panchina lunga e quindi si riesce anche a mantenere l'intensità. E adesso San Daniele fa paura oppure non fa paura a nessuno? Noi non abbiamo problemi di pressione e altro, quindi andiamo a giocarcela e senza problemi e senza assilli. Quello l'hanno deciso più i miei ragazzi piuttosto che io, ma la realtà è che nel primo quarto siamo partiti super contratti in attacco, perché se pensi che abbiamo fatto un punto in 5 minuti sbagliando 5 tiri liberi e dei tiri buoni, quindi lì eravamo contratti. Loro lo sappiamo che hanno qualità e che soprattutto all'inizio quando sono freschi fanno canestro ogni volta che alzano la mano, quindi alla fine purtroppo lì abbiamo preso subito questo break, però mancava tanto, quindi insomma c'era tempo di risistemarsi e soprattutto di salire difensivamente, ed è stata una partita abbastanza simile a quella di 3 giorni fa alla Tisana, insomma loro sono stati avanti e poi in generale in partita finché hanno avuto determinate percentuali, poi quando gli abbiamo iniziato a contestare tutti i tiri e a fare insomma una difesa fisica hanno avuto più difficoltà, perché comunque
Noi mercoledì abbiamo giocato in 11, oggi abbiamo giocato in 10 perché l'assenza di Vischi, che purtroppo durerà ancora, oggi si è aggiunta quella di Zacchelli, che però insomma recupererà, speriamo, abbastanza velocemente. E quindi insomma noi comunque abbiamo giocato tutta la serie in 11, in 10 e questo fa la differenza, quindi alla fine ne avevamo più di loro. Insomma. Abbiamo visto anche una squadra che al di là dell'età, alcuni ce l'hanno, però al di là dell'età è matura, insomma, cioè capisce quello che succede in campo anche. Beh, sai, questa è la grande crescita che abbiamo fatto quest'anno, cioè se rivedendo le prime partite dell'anno dove comunque eravamo abbastanza corali, eravamo intensi in difesa, però le scelte, la comprensione del momento della partita era molto più bassa. I ragazzi sono tanto giovani perché a parte Ildefonso, oggi alla fine ha giocato un 82, un 92, gli altri sono tutti 93, 94, 96, 97, anche un 99, però alla fine se giocano e si prendono le responsabilità poi imparano e crescono. No? Noi quest'anno hanno avuto la bravura e la fortuna di giocare da protagonisti e di vincere anche tante partite, quindi di giocare tanti finali veri, tante situazioni in cui la palla è pesante e il gioco forza si migliora. Insomma. Un Cianciotta che si è tirato fuori dal cilindro, che so, realizzazioni incredibili di precisione, insomma, al di là di quello dell'ultimo da Betacamp. Sì, beh, insomma, è un giocatore che è un giocatore che ha le mani buone, Ciancio, innanzitutto è un grandissimo difensore e poi è uno che fa canestro, anche in gara 2 a Latisana ha fatto 20 punti con 8 su 9 dal campo. Adesso c'è San Daniele. San Daniele è una squadra fortissima, molto lunga, con tanto talento, con talento anche fisico, allenata benissimo da coach Sgoifo. Ed è l'unica squadra in stagione che non abbiamo mai battuto, è l'unica con cui siamo 0-2, da questo punto di vista è l'avversario più difficile possibile e siamo ben orgogliosi di andare a giocarcela con loro. La prima sarà proprio tra pochi giorni e quindi esatto. Poco allenamento e tanta testa. Allenarsi poco e giocare tanto. Per quello dico, essendo solo già mercoledì, non so se recupereremo Zacchelli e vediamo, dai. E finiamo la parentesi del basket ricordandovi gli appuntamenti. Già mercoledì sera c'è gara 1, anzi martedì sera, quindi domani c'è la gara 2 tra GSA e Urania Milano, mercoledì sera la gara 1 tra Ardita Gorizia e Racker San Vendemiano giocando a San Vendemiano, poi venerdì sera gara 3 tra Urania Milano e GSA Udine, ovviamente tutto per quanto riguarda GSA in diretta su Udinese TV. La partita tra Racker e Ardita Gorizia sarà visibile in diretta streaming sul sito fvgsportchannel.com. Chiudiamo qui la parentesi baschettara per dedicarci anche al calcio, un calcio che sta vivendo in queste ore la post-season, quindi si sta giocando a tutti i livelli per la promozione oppure per evitare la retrocessione. In Lega Pro il Pordenone ha battuto per 1-0 con rigore di Pederzoli a 5 minuti dalla fine la Casertana, un Pordenone che va a giocarsi da domenica e poi nelle prossime 2 settimane la ammissione alla finalissima contro il Pisa. Si giocherà all'Arena Garibaldi, lo stadio Romeo Anconettani di Pisa, domenica alle ore 15 la prima partita e poi la domenica successiva sarà la gara di ritorno allo stadio Bottecchia che sicuramente esploderà di tifo per i neroverdi. In Serie D domenica prossima tornano in campo la Triestina e il Fontana Fredda nei play-out per evitare la retrocessione. La Triestina gioca in casa con la Liventina, quindi proverà a sfruttare il fattore campo. Fontana Fredda che invece gioca in trasferta. È chiaro che se tutte e due si salvano, sia Triestina sia Fontana Fredda, poi ne beneficiano anche le formazioni di eccellenza. Se tutte e due ai noi retrocedono, ci sarà una grande confusione per evitare la retrocessione dall'eccellenza alla promozione. In eccellenza invece il Tor Viscosa, pur essendo passato in vantaggio con un gol di Sturm su rigore nel secondo tempo, si è visto rimontare ieri a Legnano dai padroni di casa la sfida nel primo turno dei playoff di eccellenza. Un Tor Viscosa che giocherà domenica alle ore 16 allo stadio Tonello, campo di casa, contro il Legnano, il return match, partendo dal 2-1 dell'andata. Il gol segnato in trasferta può essere utile. In bocca al lupo all'11 di Carpin che seguiremo ovviamente in diretta su Udinese TV. In promozione invece i risultati sono interessanti. Il Brian ha pareggiato per 2-2 con l'Union Pasiano. Ci sono
queste formazioni che stanno lottando per guadagnarsi un posto tra playoff e spareggi in eccellenza l'anno prossimo. Tutto ovviamente dipenderà da quello che succede in Serie D, per cui queste sono partite di cui valuteremo l'importanza solo da partire dalla prossima settimana, da domenica 22. In chiusura, dunque, anche per quanto riguarda il calcio, vi ricordo anche che il Tavagnacco ha perso con il Mozzanica la corsa, ha visto perdere, sfumare l'opportunità di salire al quarto posto, un Tavagnacco che al fine della partita ci ha regalato queste interviste. Amedeo Cassia, la sua esperienza al Tavagnacco ricomincia con una sconfitta. Com'è andata questa partita? È una partita nata male, insomma, perché il risultato secondo me è un po' troppo pesante nei nostri confronti, anche perché abbiamo fatto una discreta partita nonostante qualche deficienza anche oggi, no? Ma a parte la mancanza del capitano, mancanza anche che non c'era poi anche l'attaccante, la scorsa partita, diciamo che oggi è stata una partita un po' per noi difficile, perché abbiamo diciamo, avuto qualche difficoltà con alcune ragazze che non riuscivano a sbloccarsi, quindi non stavano neanche tanto bene, quindi anche alla fine, verso la metà, cioè del secondo tempo, ho cercato anche di recuperare questa partita spostando l'Alice che non stava bene in attacco, però è chiaro che lì ho scoperto un po' il centrocampo ed era logico, insomma, che avessimo patito, insomma. Però insomma, la squadra ha reagito bene il primo tempo, sul gol loro abbiamo subito controbattuto cercando così di recuperarla con un bellissimo gol secondo me di Rossella Sardu. Poi secondo tempo abbiamo avuto due grosse occasioni col palo del Stabile, e poi anche nell'altra occasione abbiamo avuto con Maria Zuliani, e peccato perché lì si poteva anche riaprire la partita. Poi è chiaro, ho dovuto fare questa mossa perché insomma non riusciva più a giocare, proprio Alice non ce la faceva più, e quindi ho dovuto spostarla a centrocampo sapendo che avrei scoperto, quindi sapevo che andavo incontro magari a qualche contropiede di troppo, però insomma tutto sommato insomma, abbiamo fatto una discreta partita, non come quella di Brescia, però è chiaro che insomma, quando ti vengono a mancare dei ruoli secondo me fondamentali, poi insomma, bisogna anche dar atto che abbiamo giocato una bella squadra, insomma, anche questa è una squadra costruita per vincere il campionato, quindi insomma, si sapeva che non era una partita facile, però insomma, se avessimo avuto magari tutti gli effettivi, perlomeno quelli che giocavano oggi, che stessero bene come quella partita col Brescia, secondo me ce la saremmo giocata fino alla fine, anche perché la partita era aperta fino al 25esimo del secondo tempo, quando abbiamo avuto quelle due grosse occasioni per riportare in parità. Alessia Tutino, il Tavagnacco esce sconfitto in maniera piuttosto netta dal campo di Mozzanica, cosa è successo? Ma siamo qua sempre a parlare che sulla carta siamo come le grandi, poi alla fine siamo qua a commentare 4 gol presi, quindi c'è poco da dire. Loro probabilmente avevano più voglia di conquistare il probabile secondo posto e quindi avevano secondo me più motivazione di noi, anche se i due valori sul campo, a parte il secondo tempo che siamo calate tanto fisicamente, non è che si siano visti. Peccato, perché volevamo fare bella figura, anche perché appunto è l'ultima partita fuori casa, quindi ci tenevamo. Peccato. Quindi sfuma il quarto posto, per il secondo anno consecutivo il Tavagnacco raggiungerà il quinto posto in classifica. Purtroppo sì, quest'anno probabilmente abbiamo perso troppi punti per strada, l'anno scorso forse era giusto, quest'anno dovremmo farci un po' di esame di coscienza, perché probabilmente non per il primo posto che era troppo per noi, però secondo me qualche posizione in più potevamo, visto appunto i punti persi per strada, ecco. E ragazzi, anche per oggi è davvero tutto, una puntata ricchissima di contributi esterni. Vi ricordo gli appuntamenti domani sera con la gara 2 tra GSA Udine e Urania Milano per quanto riguarda il basket. Io saluto e ringrazio il maestro Tomat che ha curato la regia e vi do appuntamento a domenica con Tor Viscosa contro Legnano. Ciao a tutti!